A visitare lo stand della cantina di Mellara anche il rappresentante della Camera di Commercio di Padova, Marco Calaon, che oltretutto può darci un giudizio in quanto anche produttore di ottimo vino. Abbiamo di fronte un vino che nel panorama delle DOC padovane forse non è il più famoso, ma io dico sempre che negli ultimi anni è cresciuto molto sia dall'aspetto qualitativo e sia anche come capacità di andare a intercettare quelle che sono le esigenze odierne della degustazione, riuscire a abbinarlo con quello che è il patrimonio locale, in modo particolare dico il prosciutto da una parte, ma anche con quelli che sono i gusti moderni del vino. Cioè, quindi un vino in crescita, una tendenza positiva. Sì, oggi le tecnologie permettono a tutti di fare del vino, se però ci sono territori che sono vocati, e questo è un territorio che è vocato per alcune tipologie, si possono ottenere dei prodotti interessanti con dei risultati che possono dare soddisfazioni alle imprese che mettono a dimora piante, che trasformano e che vendono il vino. Potrà essere un concorrente del consorzio DOC Colli Euganei? Il consorzio DOC Colli Euganei vanta una storicità maggiore, vanta un numero di imprese maggiori, vanta un territorio diverso che ha caratteristiche dopo nel vino completamente diverse e penso che non ci sarà una competizione in questo genere, perché parliamo, pur essendo a qualche chilometro di distanza, di due territori diversi. A mio avviso invece che la competizione, ho sempre la visione che se questi portano in giro per il mondo quello che è il vantaggio e la bellezza della padovanità, avranno più successo entrambi.